Mister, un pareggio che comunque vi fa felici perché arriva contro una squadra che lotta per vincere il campionato, però che rammarico c'è per aver preso il gol del 2-2 veramente a pochi minuti dalla fine della partita. C'è sempre il rammarico perché stavamo pregustando la vittoria contro una grande squadra. Nonostante questo, siamo orgogliosi noi tutti dello staff e della prestazione delle ragazze, perché è andato proprio tutto in una situazione difficile perché avevamo diverse infortunate, per cui è la dimostrazione che il gruppo, la squadra è la parte fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Chi ha giocato meno, chi non ha giocato in questo campionato oggi ha veramente fatto la differenza e sono molto contento. Ecco, parlava di infortunate, allora le chiedo innanzitutto dal punto di vista tattico, oggi abbiamo visto qualcosa di diverso perché avete giocato con la difesa 3, penso e soprattutto col centrocampo folto per limitare la Lazio nelle zone centrali perché tecnicamente mettono sempre in difficoltà. Sì, come ho detto prima, avevamo delle defezioni sui terzini e ho preferito cambiare il modulo per mettere la squadra nelle condizioni giuste per rendere al massimo. Così è stato e abbiamo messo più giocatrici in mezzo al campo perché sapevamo che in mezzo al campo potevano dare delle difficoltà e le ragazze sono state brave a interpretare questa situazione. Ecco, oggi a fare la differenza nella vostra prestazione forse è stato anche il pubblico che è stato veramente caldo per tutta la partita. Quanto è importante avere un sostegno per le proprie ragazze, soprattutto in casa non si fa mai mancare. C'è da fare un applauso anche ai nostri tifosi, vengono sempre, quando ci sono ci danno una grossissima mano e noi cerchiamo di ricambiare con le prestazioni di oggi, per cui da qui in avanti cerchiamo di fare questo cocktail insieme per raggiungere l'obiettivo. Ecco, l'ultima settimana prossima sempre qui in casa arriva l'Hellas Verona, uno scontro possiamo dire diretto per il quinto posto. Che partita si aspetta? È una partita difficile perché secondo me, ma anche secondo altri allenatori, il Verona è una delle squadre che gioca meglio, per cui ci attenderà un confronto diretto importante e noi cercheremo comunque sia di mettere in campo le nostre armi. Giulia, un pareggio agguantato in extremis, una partita dove siete andate avanti, poi il Genoa ha rimontato, ma voi siete state brave a recuperarla, un punto comunque importante ai fini della classifica. Che sensazione vi lascia questa partita? Lascia tanto amaro in bocca sicuramente perché per il nostro percorso ogni vittoria è importante. Il fatto che non abbiamo mollato fino alla fine è un gran segnale, sicuramente prenderemo il meglio da questa partita e gli errori per lavorare e concentrarsi per la prossima partita. Ecco, tu sei subentrata nel secondo tempo, secondo te quando poi il Genoa ha ribaltato la partita, cos'è che non funzionava? Perché dopo essere andata in vantaggio forse vi è un po' mancato il dente avvelenato nel chiuderla, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo trovato un Genoa molto organizzato che si difendeva bene e a noi è mancata forse quel guizzo in più. E comunque una partita anche un po' indirizzata da episodi discutibili e non, quindi merito a loro che nelle occasioni che hanno avuto le hanno sfruttate e noi poco ciniche sotto porta. Ecco, domenica arriva l'Arezzo, la Ternana oggi ha vinto, i punti di distacco sono 2, però comunque il campionato è ancora lungo. Che partita ti aspetti? Ma noi continueremo a fare partita dopo partita come finali, quindi noi dovremmo essere ancora più aggressive con la voglia di arrivare su tutti i palloni e guardare poi, come ho detto, ogni domenica è una grande sfida per poi arrivare alla fine e vedere e tirare una linea per fare i conti. Mister, dopo essere andate in vantaggio il Genoa ha ribaltato la partita, ma voi l'avete ripresa nella finale, un punto comunque importante per la classifica e per il vostro obiettivo. Che sensazioni le lascia questo pareggio? Amara, una sensazione amara sicuramente perché il primo tempo la squadra è stata molto brava, siamo passati in vantaggio meritatamente, abbiamo avuto una grande occasione per raddoppiare, c'è stato questo rigore che sicuramente non c'era, ma una mia giocatrice è andata purtroppo con le 2 braccia alzate, per quanto non l'abbia toccata, ma il rigore sicuramente poteva starci. Dispiace molto per il secondo gol loro perché era un gol chiaramente in fuorigioco, ma succede, quindi sbagliano anche gli arbitri e gli assistenti.
ma veramente c'è il rammarico. Prima del loro raddoppio abbiamo avuto ancora qualche occasione per passare in vantaggio e poi la squadra è stata brava a recuperarla, abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo anche vincerla e dobbiamo migliorare sicuramente sulla finalizzazione, ma questo è un problema che ci portiamo dietro da troppo tempo, perché la squadra, per quanto crea, non riesce a finalizzare, ma le occasioni sono state davvero tante. Dispiace aver subito il solo tiro in porta e aver preso 2 gol, però ripeto, è un campionato ancora lungo, è una partita che ci farà sicuramente fare esperienza su quelle che sono le situazioni, gli episodi soprattutto che poi cambiano la gara, ma dispiace perché il secondo gol loro era chiaramente in fuorigioco, l'abbiamo rivisto. Ecco, adesso domenica arriva l'Arezzo, occasione importante per tornare a fare punti, cioè per tornare a vincere. Che partita si aspetta? Difficile perché è un campionato questo difficile, faccio comunque i complimenti al Genova, perché chiaramente le squadre ci affrontano, ci studiano, oggi ha cambiato modulo, non l'aveva mai fatto, è passato 5-3-2, ma ripeto, nonostante questo la squadra veramente ha fatto un gran primo tempo, per mentalità, per personalità, per sviluppo di gioco. Bisognava raddoppiare perché l'occasione è stata clamorosa, ma ripeto, è un problema che ci portiamo dietro e lavoreremo durante la settimana per essere sicuramente più cattivi e più efficaci, perché per quanto crea la squadra deve finalizzare assolutamente. Caterina, una vittoria che è sfumata veramente nel finale, siete andati in svantaggio, poi avete ribaltata grazie alla tua doppietta e poi quel gol alla fine che vi ha negato la vittoria. Che sensazioni ti lascia questa partita? Posso dire che non è tanto il rammarico del 2-2 quanto l'entusiasmo e la mentalità vincente che c'è stata oggi. È stata una prova di cuore e di carattere che ci portiamo a casa questo risultato importante, ma soprattutto questa prova di squadra di tanto cuore. Ecco, al di là poi della doppietta, oggi ti abbiamo visto un po' in un ruolo inedito perché spesso hai giocato sull'esterno, oggi in coppia con Ferrato. Come ti sei trovata in questa nuova disposizione che, diciamolo, chiaramente è avvenuta un po' per necessità di mancanza di giocatrici? Ma io mi metto sempre a disposizione di quello che vuole il mister, l'abbiamo preparata molto bene come tutte le altre partite, l'abbiamo portata in un certo modo e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che ci ha chiesto durante la settimana. E era una partita sì di sacrificio da parte di tutte, ma anche di consapevolezza di quello che siamo e di quello che vogliamo diventare. L'ultima, domenica arriva l'Hellas, uno scontro diretto, lo possiamo definire. Come ti aspetti questa partita? Che settimana sarà? Sarà una settimana importante come tutte le altre e sicuramente questa prova ci dà ancora più fiducia di ciò che siamo e sicuramente sarà difficile venire qua a strappare punti.